cosa dice di questa manifestazione? Bellissima, molto emozionante. Ha qualche atleta che partecipa? Sì, ho mia nipote. Qual è suo nipote? Dov'è? Mia nipote è sul tappettino a sinistra. Eccolo lì, perfetto. Allora, eccolo lì. Come si chiama suo nipote? Stella. Stella Pierini. Benissimo, speriamo che non diciamo nulla, dai. Ciao. Palazzetto dello Sport di Borgo San Giovanni, dove ci sono la bellezza di 600 atleti impegnati nel primo trofeo della Federazione Italiana di Karate, e ci sono atleti da parte di quasi tutto il Veneto e anche dall'Emilia Romagna, e ci sono impegnati anche gli atleti di Chioggia, della palestra di Walter Meneghini, della Gakkai, in cui ci sono circa 60 atleti impegnati. Come potete vedere, la giornata è bellissima, ci sono moltissime persone e moltissimi atleti. È un evento molto importante per Chioggia, perché di solito queste manifestazioni vengono sempre fatte fuori dal territorio di Chioggia, però finalmente anche Chioggia ha avuto l'occasione di poter ospitare questa importante manifestazione, e poi vediamo anche che il palazzetto è tutto pieno e ha fatto un grandissimo successo. Speriamo che queste manifestazioni si possano ripetere sempre di più. Daniele, tu sei un appassionato di sport, perché tu ti ci metti spesso, scrivi di tutti i sport, tu tra l'altro sei un appassionato di calcio, ma sei anche un appassionato di tennis, fai tutti gli sport di Chioggia, specialmente di atleti di Chioggia in generale. E sono qui non solamente come appassionato, ma porto anche mio figlio a gareggiare, perché anche lui gareggia da 4 anni nella palestra di Meneghini, quindi mi tocca per forza venire. Senti, raccontaci come proseguirà la giornata oggi. Oggi la giornata all'inizio ci saranno le categorie dei bambini e dei ragazzi, poi praticamente andando avanti ci saranno gli junior e poi ci saranno i senior, tutte le categorie. Praticamente la manifestazione si concluderà all'incirca verso le 6-7 di sera, quindi gli appassionati che vogliono seguire questa manifestazione possono venire, perché di gare ce ne sono di tutti i livelli. Certo che quando le gare salgono di età si vedono anche degli incontri molto più spettacolari e più avvincenti. Le finali a che ora sono? Le finali praticamente sono all'incirca verso le 6 le 7. A quell'ora lì praticamente i migliori atleti si affrontano nelle finali. Comunque ogni gara ha all'incirca 20 atleti, e di 20 atleti vengono classificati i primi 3. Grazie.